Si può dire che i Lied sono il linguaggio informale di Schubert e che ogni sinfonia di Tchaikovsky diventa un balletto maturo. Che dire di Wolfgang Amadeus Mozart? Con lui ogni cosa diventa un'opera sublime. Il pianoforte dei suoi concerti è il protagonista sia dell'opera buffa che di quella seria. I movimenti lenti dei suoi quartetti d'archi sono arie e duetti d'amore, e gli ultimi movimenti delle sue sonate per pianoforte sono gli epiloghi delle commedie più alte. Il dramma è l'essenza di Mozart e i suoi personaggi esprimono univer- Il dramma è l'essenza di Mozart e i suoi personaggi esprimono un'universalità di emozioni simile agli dei della mitologia classica. La sua musica si muove con una grazia senza pari e svela le sue verità con una flessibilità e una sottigliezza superate solo dal creato. Mozart è stato uno dei più grandi prodigi della storia della musica. Ebbe la fortuna di nascere nel 1756, in un'epoca in cui la tonalità e l'armonia della musica occidentale si erano evolute a un livello di purezza e raffinatezza tali da rendere il XVIII secolo l'invidia di più di un grande compositore nato più tardi. Franz Joseph Haydn, Franz Joseph Haydn aveva aperto la strada mostrando le infinite Franz Joseph Haydn aveva aperto la strada mostrando le infinite possibilità dello stile classico maturo. L'aspetto meno fortunato del destino di Mozart fu quello di aver avuto un padre prepotente e ambizioso, ansioso di sfruttare le doti del figlio. Leopold Mozart, un vicemaestro di cappella di discreto successo a Salisburgo, era un musicista abbastanza bravo da sapere quanto fosse straordinario suo figlio. A 3 anni Wolfgang imparava i brani a orecchio al pianoforte e a 6 cominciò a comporre. Eh, e da quell'età fu costantemente in viaggio esibendosi come virtuoso del pianoforte nelle corti d'Europa. Gli fu negato qualsiasi tipo di infanzia normale. Mozart crebbe fino ad avere un rapporto di amore e odio con il padre prepotente e non sviluppò mai un normale equilibrio adulto nel condurre gli affari della vita quotidiana. Il suo, il suo primo biografo, nel 1973, annotò queste parole. Come questo raro essere Come questo raro essere diventò presto un uomo nella sua arte, così rimase sempre. Come questo raro essere diventò presto un uomo nella sua arte, così rimase sempre, come deve dire di lui l'osservatore imparziale, in quasi tutte le altre cose, un bambino. Durante la sua infanzia si parlava ovunque di Wolfgang, che era lodato in modo stravagante. Era consapevole di quanto fosse speciale e non era in grado di tenere per sé le sue opinioni sulla mediocrità che incontrava. Le sue lettere sono piene di critiche dettagliate e divertenti che riguardavano numerosi musicisti di corte che incontrava nei suoi viaggi e sviluppò una capacità permanente di farsi nemici coloro che avevano meno talento, ovvero tutti gli altri. Trascorse la sua vita alla ricerca di un lavoro ben retribuito presso l'alta corte e gli era certamente dovuto. Eppure, la sua ingenua arroganza e il suo comportamento impulsivo erano distruttivi. Trascorse la sua vita alla ricerca di un lavoro ben retribuito presso l'alta corte, e gli era certamente dovuto, ma l'ingenua arroganza e il comportamento impulsivo lo distruggevano a ogni volta. Ma l'ingenua arroganza e il comportamento impulsivo
lo distruggevano a ogni svolta. Le lettere di Leopold a Wolfgang sono come quelle di Polonio ad Amleto. Sono piene delle omelie giuste e rigide di una mente convenzionale che cerca di ragionare e controllare un genio. E spesso riguardano i soldi. A parte la musica, Mozart crebbe fino a diventare indisciplinato, estraneo e dal tocco morbido. Il denaro gli scorreva tra le mani come acqua. Nel 1777 Wolfgang fece per la prima volta un lungo viaggio con sua madre invece che con suo padre. A Mannheim conobbe i Weber, una famiglia con 4 figlie che viveva la vita bohemian dei musicisti. Mozart si innamorò della 18enne Aloisia. Anche la madre di Mozart, un'anima gentile, si lamentava: quando Wolfgang fa nuove conoscenze, vuole subito donare loro la sua vita e i suoi beni. Mozart proseguì per Parigi, dove sua madre si ammalò e morì nel 1778. Sulla via del ritorno si fermò a Mannheim, dove Aloisia era ormai diventata una prima donna dell'opera e non aveva tempo per Wolfgang. Tornò sconfitto a Salisburgo dichiarando: non farò più il violinista. Voglio dirigere, voglio dirigere al clavicembalo e accompagnare arie. Invece, Mozart diventò uno scontento organista di corte a Salisburgo. Sono però questi anche gli anni della sua Sono però questi anche gli anni della sua prima maturità come compositore, con opere che includono la Messa dell'Incoronazione e la splendida sinfonia concertante per violino, viola e orchestra. La sua prima grande commissione operistica, l'Idomeneo, un'opera seria nella tradizione di Gluck, fu rappresentata per la prima volta a Monaco nel 1781. Nel frattempo Mozart, tradito dal segretario dell'arcivescovo, fu licenziato e perse il suo incarico. Ha scritto con uno stile degno del palcoscenico: lui, il segretario, può tranquillamente aspettarsi da me un calcio sul sedere e in più qualche schiaffo sull'orecchio. Infatti, quando vengo insultato, devo avere la mia vendetta. Ciò ovviamente non accadde. E Mozart. Infatti, se vengo insultato, devo avere la mia vendetta. Ciò ovviamente non accadde e Mozart si stabilì a Vienna, dove andò a vivere con i Weber che ora risiedevano lì. Nel dicembre 1781 Mozart scrisse a suo padre che era innamorato di un'altra figlia dei Weber, Costanze. Le peggiori paure di suo padre si erano avverate. Wolfgang si era sposato in agosto con una famiglia squattrinata della reputazione. Le peggiori paure di suo padre si erano avverate. Wolfgang si era sposato in agosto con la figlia di una famiglia squattrinata dalla reputazione discutibile. Costanze non era migliore di Mozart dal punto di vista mondano, ma a detta di tutti fu un buon matrimonio e l'inizio di un netto gelo nei rapporti di Mozart con il padre indignato. Questo fu un periodo musicalmente fertile, con Mozart che ottenne commissioni e studenti, e che a questo punto produsse capolavori in ogni genere immaginabile. Nel 1776 conobbe Lorenzo da Ponte, un poeta che poté fornirgli Nel 1776 conobbe Lorenzo da Ponte, un poeta che poté fornirgli degni libretti, e ne risultarono 3 grandi opere: Le nozze di Figaro, 1786, consiglio l'ascolto dell'Ouverture, Don Giovanni, 1787, e Così fan tutte, 1790. Mozart, come compositore d'opera di successo e virtuoso del pianoforte, deve aver guadagnato un bel po' di soldi in quel periodo. Eppure lui e Costanze non riuscirono a conservare nulla e cambiarono residenza 11 volte in 9 anni. Diventò anche massone. Diventò anche massone. Alla fine della sua vita, i Mozart erano alla disperata ricerca di prestiti e commissioni.
Il flauto magico, suo libretto di ispirazione massonica, è per molti la quintessenza di Mozart ed è stato un grande successo nei sobborghi di Vienna. Il denaro che avrebbe potuto procurargli arrivò troppo tardi e Mozart morì di superlavoro e scarlattina il 5 dicembre 1791, mentre, ironicamente, era ancora al lavoro sulla Messa da Requiem, di cui segnalo il brano Confutatis, per uno sconosciuto mecenate, il conte Franz von Walsegg, che progettava di rivendicare la composizione come propria. Gli fu riservato il funerale più economico possibile e fu sepolto in una tomba anonima. Il corpo non è mai stato ritrovato. Naturalmente, in questo breve episodio della serie La storia dei grandi compositori non c'è abbastanza spazio nemmeno per elencare la maggior parte delle opere più importanti di Mozart. Fra la musica strumentale, i 27 concerti per pianoforte, soprattutto quelli successivi al numero 9, scritti come qualcosa di personale per il compositore, contengono costantemente la scrittura orchestrale più sublime di Mozart, con musica per fiati particolarmente bella nei concerti maturi. Segnalo ad esempio il numero 21, Allegro, andante, e il numero 23, Allegro con spirito. La sinfonia a quel tempo non era la ricerca più alta che sarebbe diventata nel XIX secolo. Tuttavia, le ultime 6 opere di Mozart appartenenti a questo genere, quelle che vanno dal numero 37 al numero 41, sono dichiarazioni personali supremi. Consiglio l'ascolto della numero 38, in particolare dell'andante, del finale della 39 e del molto allegro della numero 41. I 6 quartetti per archi dedicati a Haydn integrano la scoperta di Mozart del contrappunto. I 6 quartetti per archi dedicati a Haydn integrano la scoperta di Mozart del contrappunto di Bach nelle forme classiche e sono stati seguiti da altri 4 quartetti che portano avanti questo più elevato livello. I Six Strings Quart- I Six Strings Quintet sono il suo più grande gruppo di opere da camera. Per non parlare del quintetto per clarinetto. Ascoltate l'allegro e il menuetto, del trio d'archi in mi bemoll maggiore, della serenata per 13 fiati e di numerose altre opere che contengono il perfetto equilibrio mozartiano di gusto, chiarezza formale e intensità emotiva. Mozart scrisse con una rigogliosa abbondanza di idee. A differenza di Haydn e Beethoven, che sviluppano economicamente cellule germinali in interi movimenti, un primo tema di Mozart in forma di sonata può davvero essere una profusione di temi. Nell'apertura della sonata in Fa maggiore K332 troviamo una melodia simile a un canto seguita da un minuetto che porta ad un passaggio di transizione definita Sturm und Drang. Sturm und Drang, tempesta e rapidità, che infine ci porta alla dominante dove un nuovo minuetto e un Empfikanzashmaikeit e un Empfinschankein e un Empfinschankeit, sensibilità, sono solo l'inizio del cosiddetto secondo tema. Nell'apertura della sonata in Fa maggiore K332 troviamo una melodia simile a un canto seguita da un minuetto che infine ci porta alla dominante. Nell'apertura della sonata in Fa maggiore K332 troviamo una melodia simile a un canto seguita da un minuetto che porta a un passaggio di transizione definita Storm and Drang, tempesta e rapidità, che infine ci porta alla dominante dove un nuovo minuetto e un Empfindlichkeit, sensibilità, sono solo l'inizio del cosiddetto secondo tema. Potete approfondire la storia di Mozart recuperando il 7° episodio della seconda stagione della mia serie La storia della musica. L'episodio, uno speciale di circa un'ora, è dedicato interamente al Wolfgang Amadeus Mozart.